Carissimi amici dell'inviato speciale contro la SLA, 3 anni e mezzo fa ero un uomo libero. La malattia si stava insediando silenziosa nel mio corpo, ma non ci facevo caso. Il mio solito spirito battagliero ha continuato imperterrito in una vita normale, ma lei, la bestia maledetta, continuava imperterrita ad avanzare inesorabilmente. Un giorno i segni della malattia si sono fatti più evidenti. Sono entrato in una chiesa in Toscana. Ero solo, nella penombra del sagrato, con le candele accese che illuminavano dolcemente il viso sofferente del Cristo in croce. Ho pregato intensamente, chiedendo al Signore la redenzione, se fosse arrivato il mio turno di portare quella croce dove Lui è morto per noi. La sua risposta dolce ma inesorabile: figlio mio, è arrivato il tuo turno. Ognuno di noi, prima o poi, porterà la sua croce. Ma non temere, ci sarò sempre io al tuo fianco per accoglierti nel regno celeste.